Quest'area sepolcrale in calcare è opistografa, cioè presenta in entrambi i lati lo stesso testo. Il reperto risale al I-II secolo d.C. In un secondo momento sono state ricavate 7 lastre, delle quali una è stata utilizzata per la produzione di un alto rilievo raffigurante una Madonna con bambino, databile al 1324 d.C. e che è stata rinvenuta nella facciata della chiesa di San Francesco in Portogruaro, ora demolita. L'area è dedicata a Marco Acuzio Noeto, liberto in Iulia Concordia, che donò 400.000 sesterzi ai concittadini per spettacoli e banchetti e altrettanti alla nona per le necessità alimentari della colonia. Lasciò il rimanente invece al figlio, il quale aveva utilizzato la parte restante dell'eredità per opere pubbliche. Molte volte i giochi venivano celebrati in onore della morte di persone importanti, come ci testimonia Virgilio nell'Eneide. Come il giorno seguente ebbe fugato con l'aurora le stelle, Enea sul lido raccolse da ogni parte i suoi compagni, e da un argine erboso a loro parlò: «O nobili Dardanidi, progenie scese dall'alto sangue degli dei, un anno è già passato che noi ponemmo in terra le ceneri del mio padre divino, e che a lui consacrammo i mesti altari. E già quel giorno è prossimo, che sempre solenne e triste sarà per me. Così piacque agli dei. Siam giunti e stiamo presso le reliquie e le ceneri sue, certo non senza consiglio e senza volontà di numi. Orsù dunque, con pronto animo tutti, celebriamo le inferie e invochiamo il favore dei venti, e voglia il Padre che in un suo tempio, che in un'urbe nostra, questo rito perenne io gli rinnovi. E quando poi la non aurora duca l'alma luce mortali, illuminando coi suoi raggi la terra, a tutti i teucri proporrò gare. Sarà prima quella delle rapide navi, poi venga chi più vale nella corsa pedestre, chi con forza pari all'audacia meglio tratta e gitta il giavellotto e le saette lievi, chi osa lottar col rude cesto vengano tutti, avranno tutti il premio della palma ottenuta. Ora in silenzio cingetevi le tempie di corone.